Siamo con Gianluca Busato, candidato alla presidenza della Regione Veneto, una candidatura indipendentista. Ricordiamo che Gianluca Busato è presidente anche di plebiscito.eu e da qui appunto nasce questa sfida per la conquista del Veneto. Però con Busato parliamo di uno studio della Deutsche Bank, uno studio che è uscito qualche mese fa, di cui si è parlato in realtà molto poco, uno studio che in qualche misura sostiene le ragioni degli indipendentisti, non solo per il Veneto ma anche per la Catalogna, la Scozia, altre parti d'Europa. Allora, che cosa dice questo studio? Quali sono i contenuti? Beh, Deutsche Bank è partita nella sua analisi proprio dal referendum di indipendenza del Veneto, organizzato nel 2014 da plebiscito.eu, e dal referendum di indipendenza della Scozia e della Catalogna, e quindi si è posta la domanda di quali fossero le ragioni e le basi diciamo, a fondamento della richiesta di indipendenza dei popoli europei, delle regioni produttive, e ha fatto un'analisi economica completa, approfondita, dalla quale è emerso proprio che ci sono profonde ragioni economiche che spiegano e giustificano la richiesta di indipendenza del Veneto, della Catalogna e della Scozia. In estrema sintesi, Deutsche Bank ha detto che l'indipendenza conviene, l'indipendenza è vantaggiosa e quindi con tutta evidenza, visto che i popoli fanno ciò che conviene loro, avverrà. L'onorevole Simonetta Rubinato del Partito Democratico ha citato questo studio dicendo che anche in ragione appunto di queste conclusioni bisogna sostenere una ipotesi di autonomia di Veneto come regione autonoma, che Alessandra Moretti ha accettato appunto di sostenere questa tesi, e proprio per questo insomma anche la Rubinato dà il pieno apporto alla candidatura Moretti. Ecco, allora la differenza quale può essere? Perché diciamo, la ricetta in questo caso del centro-sinistra non mi convince? Beh, innanzitutto sappiamo tutti che autonomia ormai è una parola abusata e portata avanti da tutti i partiti italiani per cercare di salvare il salvabile. In realtà sappiamo bene che è una riforma impossibile. È impossibile perché lo Stato italiano non ha le risorse per garantire l'autonomia fiscale al Veneto, non ha i soldi per pagare 20 miliardi di euro che ruba ai veneti ogni anno sui 70 che paghiamo di tasse e che non tornano nel territorio sotto nessuna forma. Quindi parliamo di qualcosa che non ha ragion d'essere, oltre che essere politicamente impossibile perché non c'è una maggioranza veneta in Parlamento che possa garantire questo tipo di riforma sia attraverso diciamo, l'articolo 116 della Costituzione, sia attraverso una riforma costituzionale come dovrebbe emergere dalla riforma del titolo quinto della Costituzione che è stata proposta dal governo Renzi. Per cui in un qualche modo si parla di chimere, mentre l'indipendenza è un processo che dipende solo dalla volontà dei veneti, che dal 28 marzo scorso, grazie alla relazione finale firmata e consegnata al Comitato degli Osservatori Internazionali, oggi è stata anche certificata a livello diplomatico internazionale essere plebiscitaria in Veneto a favore dell'indipendenza grazie al referendum che abbiamo organizzato l'anno scorso. Si tratta quindi di dare il via a un processo di riconoscimento internazionale e a creare anche un consenso per nominare i rappresentanti politici nelle prossime elezioni regionali che portino avanti questo processo. Una parte degli indipendentisti sta con la Lega Nord, sostiene in particolare Luca Zaia, però sappiamo che insomma, nell'ambito della Lega in questi ultimi tempi ci sono stati numerosi terremoti, c'è stata l'uscita di Flavio Tosi, poi insomma, anche altri esponenti l'hanno seguito. In pratica siamo una specie di scisma nella Lega Nord per quanto riguarda il Veneto. Voi come vedete questo fenomeno che per certi aspetti è anche imprevedibile? Beh, è con tutta evidenza un segnale di mancanza proprio di equilibrio del sistema politico italiano, di cui la Lega è parte. Nel momento in cui si divide proprio in campagna elettorale significa che non regge più. E questo avviene sotto la spinta dell'indipendentismo veneto. È evidente, anche se i giornali non ne parlano, i media non ne parlano, che il popolo veneto, i cittadini veneti vogliono l'indipendenza. E quindi è altrettanto evidente che le forze politiche italiane che contrastano l'indipendenza, magari la portano avanti a parole, ma nei fatti la boicottano, vengono colpiti da una crisi sistemica, non reggono, si sfaldano, si sfasciano, si spaccano e quindi lo fanno anche in campagna elettorale.
Il fatto che lo faccia quello che era il vecchio partito che reggeva il Consiglio regionale uscente dimostra che la forza dell'indipendentismo veneto è inarrestabile. Ricordiamo anche quali sono le liste collegate a voi. Allora, la lista di consiglieri regionali è di Veneto Sì, quindi il simbolo di Veneto Sì, che appoggia la candidatura a presidente mia, che riporta anche il simbolo di plebiscito.eu. Fino a fine aprile in tutti i comuni del Veneto è possibile sottoscrivere la lista di Veneto Sì e la mia candidatura a presidente.